Sì, buonasera a tutti intanto e grazie per questa opportunità, un ringraziamento quindi particolare all'amministrazione comunale, al consigliere Davide Bernardello e all'associazione Raíces Venete per aver organizzato queste due serate, questi due incontri su un tema così suggestivo, perché questo rapporto fra il Veneto e la nazione armena è sicuramente un tema molto suggestivo, molto poco conosciuto per la verità, perché la stragrande maggioranza anche della nostra gente ignora la dimensione di quella che è a tutti gli effetti una nazione sorella. Ci sono tantissime testimonianze anche nelle nostre campagne della presenza armena nel Veneto. Vorrei ricordare che Venezia, con l'isola di San Lazzaro degli Armeni, donata dal Doge, dalla Repubblica ai monaci mechitaristi, è attualmente una delle capitali culturali della nazione armena. Se non siete mai andati a visitare questa bellissima isola, trovate il tempo per andarvi, perché merita veramente, merita anche, oltre così la bellezza del sito e il messaggio di grande pace e tranquillità che trasuda dall'isola di San Lazzaro, ma anche dedicare un po' di tempo a quel straordinario archivio nel quale sono contenuti testimonianze, manoscritti veramente preziosi di questa nazione così straordinaria e così poco conosciuta. Quindi un plauso agli organizzatori anche per questa iniziativa, per questo abbinamento fra il Veneto e l'Armenia. Ho accettato particolarmente di buon gusto, mi faccio fatica a parlare in italiano, quindi mi sono da Vicenza e credo che si capimo bene lo stesso, e quindi ecco, preferisco sempre parlare in veneto, quindi si sente anche il microfono. Arriva. Sì, arrivo da Vicenza, dalla provincia di Vicenza, e torno sempre molto volentieri in questa provincia così suggestiva, così particolare, in questa terra di confine dove, tra l'altro, come tutte le terre di confine, si respira un'aria del tutto particolare, anche perché non dobbiamo nasconderci che una parte importante della provincia di Rovigo subisce in qualche modo il fascino della vicina provincia di Ferrara e della vicina regione Emilia-Romagna. D'altra parte, per fare il confronto si dovrebbe partire dalla stessa linea di partenza e da base sufficientemente paritarie. Purtroppo così non è, potremmo tranquillamente dirsi, perché da una parte che c'è una certa letteratura e una certa storiografia che dipinge i veneti come brutti, sporchi, cattivi, reazionari e anche un pochettino razzisti. Da che altra invece l'Emilia è la patria della libertà, del progresso, della patria della tolleranza. Non importa se magari i santoni della tolleranza dopo i più intolleranti di tutti, eccetera. Quindi c'è anche comprensibile che sia questa attrazione da una parte importante della vostra provincia verso la cultura, la lingua parlata anche ferrarese emiliano. Ma noi altri siamo qua per ribadire con grande rispetto che invece la nostra terra, la nostra cultura, la nostra storia, la nostra civiltà è una storia, una cultura, una civiltà che merita sicuramente grande rispetto, che sempre si è visto
in tutte le epoche confrontarsi con tutti i popoli e direi soprattutto al di fuori della nostra terra, soprattutto al di fuori dello Stato italiano, continua ad essere vista con grande ammirazione, con grande rispetto. All'interno dello Stato italiano un pochettino manco i veneti stessi tende a non capire cosa che già sta la nostra Repubblica durante 1100 anni di indipendenza, anche perché dobbiamo essere onesti, purtroppo il messaggio che arriva dalla scuola italiana è un messaggio di un certo tipo che finisce troppo spesso per mistificare, per nascondere, per falsificare la storia di Veneti. E quindi questo mio modestissimo tentativo, mi lo definisco già nella mia introduzione, una provocazione, perché fondamentalmente la mia è una provocazione, perché metto insieme una serie di personaggi che sono profondamente diversi uno dall'altro, perché mettere insieme, che so, Alberto Mario col Pittarini, mettere insieme Massimo Cacciari con Ferruccio Macola, parlamentare eletto dalla destra al Parlamento italiano, mettere insieme i partigiani che sono serenissimi, è un'impresa un po' ardua, lo riconosco, e per questo parlo di provocazione. Però la mia tesi è che comunque chi nasce, vive e cresce in questa terra, nella terra di San Marco, finisce inevitabilmente per respirare e per accumulare una serie di convinzioni che lo porta in maniera diversa, sicuramente, ma lo porta comunque a lottare per riaffermare intanto la nostra identità veneta e per allargare quegli spazi di autogoverno che oggi come oggi sono veramente ridicoli, se non patetici. Potremmo tranquillamente dire che il Veneto ha quasi una dimensione di colonia nei confronti dello Stato italiano, se è vero come che è vero che ogni anno la differenza fra quanto viene versato alle casse di Roma e quanto viene reinvestito nel Veneto è di 21 miliardi di euro. Quest'anno forse c'è anche di più. E quando che è già era presente a Edimburgo, quando c'è stata la libera espressione di voto della nazione scozzese, e se abbiamo trovato tanti esponenti dei partiti, di associazioni indipendentisti di fronte alla cattedrale di Edimburgo nel settembre del 2014, cercava di spiegare queste cose agli amici che venivano dai Paesi Baschi, dalla Catalunya, da Baviera, da Corsica, da Bretagna, eccetera, eccetera. E lui mi credeva e mi diceva: ma guarda che te sbagli. Mi diceva no, guarda che sarà milioni, non miliardi, no? E allora mi scriveva su un tocco di carta 21 miliardi, 21 con 9 zeri, uno di Rio. Perché in Europa, se diciamo questo, noi ne crede. Dice: ma non è possibile che sia un popolo che ogni anno dà la capitale e assalà 21 miliardi di euro e che accetta più o meno passivamente questo ondazzo. Perché questo è quello che mi dice in Europa. Perché il rapporto fra la Scozia e la Gran Bretagna, che ha portato, già era assolutamente molto inferiore rispetto a quello che c'è fra il Veneto e lo Stato italiano. Non parliamo della Catalunya che già ha un'autonomia amplissima, però sta lottando per arrivare all'indipendenza. Non parliamo dei Paesi Baschi, dove addirittura loro raccogliere le tasse e solo dopo si senta con Madrid per decidere quanti soldi che va da essere dallo Stato centrale spagnolo. Ecco, quindi nel Veneto c'è questa situazione.
è veramente mortificante per un popolo come il nostro. E allora mi cerco di dimostrare che in tutti i momenti della nostra storia, appena che poi i veneti alza la testa. Non c'è affatto vero quella macchietta che una certa storiografia, letteratura, film cerca di farne passare come i veneti mone, poentoni, buoni solo di dire servo suo e servo vostro, con le nostre donne costrette nei film a fare le serve o pezzo, eccetera eccetera. No, i veneti sistematicamente appena chi capodestro ha sempre cercato di alzare la propria testa per rivendicare il proprio ruolo e per domandare quello che ne spetta. E allora mi parto dalla fine della Repubblica Veneta 1797. Aspetta una prima premessa, perché all'Indinara non si può non fare riferimento a Alberto Mario, l'ho fatto che in tutta modestia nel mio libro. Io non sono uno storico, sono uno studioso, un appassionato di storia veneta, e la cosa è ben diversa. Quindi, ecco, da un modestissimo studioso, però ho ritenuto opportuno far conoscere i veneti, perché sicuramente all'Indinara e in buona parte della provincia di Rovigo tutti conosce e si è orgogliosi di una figura come Alberto Mario, ma solo se andiamo a Vicenza e dice Mario chi? Punto di domanda. E così pure in tutto il resto del nostro territorio, perché torniamo al solito discorso: se i veneti sa tutto delle oche del Campidoglio, di quello che è successo nel Veneto e dei grandi personaggi che comunque hanno abilità alla nostra terra, sa molto e molto poco, per non dire nulla. Allora sicuramente Alberto Mario è uno dei grandi che nasce, proprio una battuta, perché non sarebbe assurdo pretendere di parlarvi a voi altri di Alberto Mario, però ecco, tutti credo che è chiaro il concetto che lui nasce mazziniano e muore federalista, e questo è un passaggio centralissimo, che lui intanto una persona di straordinaria rettitudine, perché viene eletto nel senatore a Modica e rifiuta il collegio senatoriale, l'elezione, quello che rappresentava un senatore del regno a quell'epoca, per non giurare fedeltà ai Savoia e per restare fedele al suo ideale repubblicano. Solo questo dovrebbe farne capire di quale che c'era lo spessore e la dimensione dell'uomo. Ma ripeto, qua mi pareva giusto ricordare e tratteggiare brevemente, cito anche, ho visto il corposo testo, il corposo lavoro che ha fatto il professor Pierluigi Bagatin, che ho visto proprio all'entrata, e quindi ho fatto alcune paginette nel quali ho ricavato alcuni passaggi del suo lavoro, proprio per farlo conoscere ai veneti, per farvi conoscere soprattutto quel concetto basilare nell'opera di Alberto Mario, col quale finisce per teorizzare che la libertà doveva precedere l'unità, e questo sta uno dei motivi di rottura con Mazzini, e uno dei motivi con il quale abbraccia le idee di Carlo Cattaneo. Chiudo perché sarebbe, ripeto, assurdo che vi parlassi di Alberto Mario. Allora, con questa opera, con questa provocazione, parto innanzitutto dal 1797, dalla caduta della Repubblica Serenissima. Mi preferisco sempre parlare di tramonto, perché il tramonto è un fatto fisico, e quindi prima o dopo il tramonto arriva la notte. Adesso stiamo vivendo la notte il nostro popolo, ma prima o dopo arriva anche l'alba, giusto? Certo. Il professore consigliere, e quindi speriamo che il sole della nostra Repubblica possa tornare a risplendere alto nel cielo del Veneto. Però ecco, anche nel 1797, per esempio, la storiografia, l'idea che è stata fatta passare, che in pratica la Repubblica cade quasi per inerzia e per sfinimento,
e che tutta la nostra gente vada in piazza a festeggiare attorno all'albero della libertà. Niente di più falso, perché basta versare qualche cassetto, studiare un po' a fondo, e se rendiamo conto che cos'è decine e decine di testimonianze di una resistenza fortissima nel nome di San Marco in tutto il territorio della Repubblica Veneta, a partire dalle fedelissime vallate bergamasche e bresciane, Val Sabbia, Val Trombia, Salò, a Verona con le Pasque veronesi, che è un'intera città che insorge contro le truppe napoleoniche, a Vicenza l'altopiano di Asiago prende tutte le armi, a Venezia lo stesso Gesè sacche molto forti di resistenza, ma soprattutto una delle cose più straordinarie e commoventi la capiamo del fatto che la Repubblica tramonta il 12 maggio 1797. Dopo oltre 3 mesi, ma non da Venezia al Lido di Venezia, a Perasto, che è nell'attuale Montenegro, ai confini con l'Albania, quindi rendete conto dove che siamo a 50 km dal confine albanese, a Perasto e nelle bocche del Cattaro, per conto loro che ha continuato l'esperienza straordinaria della Repubblica Veneta. Quindi vuol dire che proprio mai non stava qua Repubblica, se nonostante che a Venezia cade il Maggior Consiglio, loro continuano a sventolare il gonfalone di San Marco fino al 23 agosto 1797 e l'addio al gonfalone di San Marco, di una delle pagine più straordinarie e più commoventi della storia europea. Vuol dire, ripeto, che c'era un attaccamento ai confini con l'Albania straordinaria. Lo ripropongo nel mio libro proprio perché è un atto d'amore veramente commovente, quando che dice liberamente, non c'era baionette di carabinieri che lo costringeva a fare questo atto d'amore nei confronti della Serenissima, e dice: per 377 anni le nostre sostanze, il nostro sangue, le nostre vite le stai sempre partite, o San Marco, e fedelissimi sempre se avemo reputati con nu e nu con ti, e sempre con ti sul mar non siamo stati illustri e vittoriosi, nessun con ti ne ha visto scampar, nessun con ti ne ha visto vinti e spaurosi. Ecco, questo è il sentimento che le popolazioni della Dalmazia dimostravano nei confronti della Repubblica ormai tramontata. Quindi altro che feste, no, pianti. E il gonfalone di San Marco sta ciappà e bagnata le lacrime di questa gente messo sotto l'altare della chiesa. Ecco, questa è la storia. E come che è altrettanto interessante ritrovare come che go trova che 3 anni dopo, addirittura a Corfù, nell'attuale Grecia, nasce una nuova repubblica, ed è il primo momento di libertà dopo secoli e secoli di dominazione pesantissima turca nei confronti dei greci. Il primo embrione nasce a Corfù con le 7 isole che fonda un libero Stato che si chiama Repubblica Insulare, e cosa metti per bandiera? Il leone di San Marco con le 7 frecce che rappresenta le 7 isole sul libro. E quindi vuol dire che il leone non era simbolo di oppressione, di oscurantismo e di tutto quello che racconta certi anche prestigiosi docenti universitari. Questa è già prova provata che evidentemente in giro per il mondo, quando chi aveva da trovarsi su una bandiera a Corfù, non al Lido di Venezia, a Corfù, gli dice: sappiamo la bandiera di San Marco per riconoscersi su una bandiera, e siamo nel 1800. Andiamo ancora più avanti, 1809, un altro periodo assolutamente sconosciuto della nostra storia.
mi ho fatto sto libro che si chiama 1809, l'insorgenza veneta, e praticamente questo, dopo il 1889, che un certo Luigi Bullo da Ciosa che ha fatto un volume preziosissimo, perché sennò sarebbe andato perso tutto, ma nel 1900 nessuno più ha scritto una riga sull'insorgenza veneta. Qui pochi storici che ne parla, gli dice la rivoluzione dei briganti, l'insorgenza dei straccioni, qualcuno un po' più marcato ideologicamente dice sì, i soliti 4 veneti, i soliti 4 imbriagoni dei veneti che lui sapeva cosa fare e si andava in piazza. Niente di più sbagliato neanche questo, perché per esempio trovo su un volume di Ottavia Negri Velo, recentemente stampato dall'Accademia Olimpica di Vicenza, che è la più prestigiosa istituzione culturale della provincia di Vicenza, non è un covo di pericolosi indipendentisti veneti, vi assicuro, perché io ho tutti un'età abbastanza avanzata. Ecco, su questo volume ristampato loro mi trovo, a proposito dell'insorgenza a Schio, 10 luglio 1809. A Schio si è fondato la sede del loro governo, il maggior numero vuole San Marco, chiuse virgolette, virgolettato. Quindi vuol dire che non c'era proprio straccioni, imbriagoni, briganti, si aveva questa coscienza storica, culturale, politica di fondare il suo governo. Adesso si chiamaria governo ombra in italiano, in veneto, che non torniamo sul discorso di prima. Quindi fonda un suo governo questi e va in piazza nel nome di San Marco. E qua siamo il 10 giugno, 10 luglio 1809, ma su un altro diario, e qua siamo a Asolo, trovo 8 luglio, quindi contemporaneamente, 1809, le donne dell'Oria accordate con quelle di Besega le ha desfa la municipalità. E anche questo è importante. Stasera vedo fortunatamente diverse donne e lo ringrazio. Le ringrazio, è importante. Sto riferimento storico. Nel 1800 le nostre donne ciappava le vanghe, le baili e quello che trovava per casa, andava in piazza e riusciva a liberare i suoi paesi da uno degli eserciti più potenti d'Europa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la donna veneta, che aveva un ruolo assolutamente importante già nel 1800 nella nostra società, mi pare importante anche questo. E qua si dice le ha desfa municipalità. Per cosa è successo sta insorgenza che in pratica ha visto la sollevazione dell'intero territorio veneto, con le campane a martello, perché all'epoca non c'era internet e ora suonava le campane a martello. I francesi cosa hanno fatto la prima roba? Hanno desfatto tutte le campane e buttato tanti municipi. Ma perché la nostra gente si sollevava? Molto brevemente. Fondamentalmente per 3 motivi. Il primo è il mitico Napoleone, omaggiato e santificato nelle università venete, meglio università italiane nel Veneto, perché ormai esistono robe ben diverse, e che ha portato nella nostra terra la coscrizione obbligatoria con la tanto vituperata Repubblica Veneta, dove c'era Anaia. Arriva Napoleone e nel nome del libertà, fraternità e egalité costringe i nostri giovani a 4 anni di naia pesantissima. Quindi un colpo fortissimo all'economia, perché portare via la meglio gioventù era un colpo forte anche all'economia, ma soprattutto un lutti e tragedie nelle nostre famiglie inimmaginabili, perché non è che li portasse sulle caserme a girare i pollici, no, li portava in giro per l'Europa a ricorrere le sue follie, in Spagna, soprattutto in Russia. C'è 2 studiosi, Palladini di Stefano, che dice che nella campagna di Russia Napoleone arruola 27.000 giovani veneti. Di questi 27.000 ne ritorna 1.000. Quindi sul fiume Beresina nel novembre del 1812, che c'è un massacro spaventoso. Ecco, per tutti questi veneti non c'è
un nome, una via, una piazza, niente. Comunque torniamo al 1809, le nostre donne vanno nelle piazze e che dà fuoco alle municipalità, perché il ragionamento c'è semplicissimo: se noi altri vediamo fuoco agli archivi del comune, lui viene torna in tusi casa, lui sa dove che con gli strumenti dell'epoca, se noi altri vediamo fuoco ai registri siamo a posto. Difatti la prima offensiva c'è questa. La seconda è la fame e la disperazione, perché Napoleone che aveva un esercito che non aveva le batterie, non aveva le cucine, no, c'era un esercito che razziava di tutto, e quindi ha imposto tasse pesantissime, una vera e propria, la prima quella sul macinato, che già era una vera e propria tassa sulla fame. E una parte fondamentale di questa insorgenza è proprio qua nelle vostre zone, perché trovo, e che dedico ampio spazio all'insorgenza veneta in provincia di Rovigo, trovo tra l'altro un riferimento molto interessante a personaggi vissuti qua, perché tra l'altro su una fonte trovo che viene messo in prigione il dottor Luigi Bonalberti, arrestato e legato, e dopo il tabaccaio Gaetano Coltra di Guarda Veneta, il professore Paolo Mulinelli di Lendinara, e capo lo trovate su un'altra, comandante della Guardia Nazionale di Lendinara. Su questa figura sarebbe per esempio interessante che qualche studioso del posto facesse una ricerca, perché ecco, il possidente liberale Cecchetto di Costa, il possidente Lorenzo Pasqualin, il macellaio Giuseppe Berto di Grignano, il sarto Domenico Rizzi di Fasana, il medico Domenico Astolfi di Beverare e infine il noto prete Carlo Giocoli di Bellombra. Quindi vedi dalla composizione che si potrebbe parlare di sollevazione e di rivoluzione interclassista, altro che straccioni, briganti, disperati. No, qua che sei medici, che sei professori, che sei macellaio, che sei qui che lavorava in calzolaio, eccetera, eccetera, ma che sei l'intera società veneta che nel nome di San Marco si mette e va contro Napoleone. Qua siamo nel 1809, si potrebbe fare un altro passo indietro, bisogna che però mi dà un metro un po' più preciso, perché sennò qua fermo notte, perché sempre qua nella provincia di Rovigo è straordinariamente interessante il fatto di Crespino. Nel 1805 il mitico Napoleone, nel nome di fraternità, libertà e uguaglianza, arriva, ma non perché sia stato il finimondo, non perché i copacchi sia quanti francesi, ma solo perché aveva tirato tre stemmi francesi. Qua lo ripropongo nel libro, l'editto dal Palazzo delle Tuileries, firmato 11 ottobre 1808, col quale mi credo che sia la prima volta nella storia, e speriamo che sia anche l'ultima, Napoleone dice: gli abitanti di Crespino non sono sudditi italiani, cancella il paese e tutti gli abitanti, e dice: voi altri, finché non trovate chi che già sta a tirar giù i simboli di francesi, sparì da faccia della terra. Mi credo che sia la prima volta che uno magari mette in stato d'assedio, che fa saltare i ponti, ma a dire gli abitanti di Crespino non ha più nessun diritto. Questo è l'editto di Napoleone nel 1806, finché in pratica si sta costretti a trovare il più disgraziato che c'era nel paese e dire: sta attento, assumete la colpa, perché non possiamo accettare una cosa di questo genere. Ecco, questo quello che succede a Crespino, e questa dovrebbe essere un momento, una data
che per tutta la provincia dovrebbe essere un momento di grande intensità, sempre a proposito di quei veneti che non alza mai a testa, che dice sempre signor sì e che si prona di fronte nei confronti di tutti. E ora siamo 1805, 1809 che abbiamo visto. Passiamo velocemente a altri personaggi che dopo trovai qua. Passiamo Alberto Mario, nato nel 1825, eccetera. Arriviamo al 1848 e anche questo è un momento di straordinaria importanza nella storia del nostro Veneto. Anche qua, con tutto rispetto, per le 5 giornate di Milano, ed è 5 giornate, tutti ne parlano, tutti sanno che esiste, biblioteche grandi come tutta questa parete qua, nel Veneto c'è 1 anno e mezzo di indipendenza veneta, perché Venezia si libera il 22 marzo 1848 e resiste, ed è l'ultima città d'Europa a resistere agli austriaci fino al 23 agosto 1849. E c'è 1 anno e mezzo di riforme, di una partecipazione, di un eroismo veramente straordinario, che meriterebbe veramente di essere conosciuto. Per esempio Daniele Manin, la prima cosa che fa è concede il suffragio universario. Laggiù in Italia, che arriva un secolo dopo, qua nel Veneto 1848, in Italia 1946, tanto per via dei veneti retrogradi, eccetera, eccetera. E Daniele Manin, la parola d'ordine di Daniele Manin è viva la Repubblica, viva San Marco. E questo lo dice chiaramente. E dice, quando trovo un'intervista di un giornalista inglese, mi faccio quasi sempre riferimenti, soprattutto per il Risorgimento, a studiosi esteri, perché i nostri, meglio qui italiani, cui parla del Risorgimento purtroppo faccio molta fatica a trovare obiettività, quindi cito più volte Dennis McSmith, cito Nassau che chiede a Daniele Manin quali erano i veri obiettivi dell'insurrezione veneziana. Risposta testuale, aperte virgolette: preferivamo essere una repubblica indipendente confederata con gli altri stati italiani. Quindi Daniele Manin parla di repubblica indipendente e parla di confederazione, non di federazione. Confederazione vuol dire rapporto paritario fra Stato e Stato. Qua siamo nel 1848 e il grandissimo, un patriota italiano, Niccolò Tommaseo, che è uno dei protagonisti della rivoluzione, è dalmata, nato a Sebenico, e scrive una lettera, un temperamento molto focoso come tutti i dalmati, per la verità. Scrive una lettera furibonda nei confronti di Savoia, che abbandona letteralmente Venezia al suo destino e che lui manda né uno scheo e né un soldato. Perché? Perché è logico che una monarchia vede come il fumo negli occhi una repubblica, e quindi dice fai quello che vuoi, basta, anzi prima che l'Austria cancella la vostra repubblica, meglio è per tutti. E gli unici che vengono a dare una mano sono gli ungheresi dell'Aios Kossuth, sia come uomini che come soldi. Però Venezia, ripeto, è l'ultima città d'Europa, 23 agosto 1849. 17 mesi di indipendenza veneta. Però anche di questo non ne parla praticamente nessuno, o molto poco. E anche qua c'è i veneti che alza la testa e che resiste, e si trova e dice resisteremo fino all'ultimo uomo nell'aprile del 1849, e dà l'assalto perfino al patriarcato, perché il patriarca dice ma tu ormai no, dice continuiamo la nostra battaglia. E che c'è una poesia straordinaria che quando che
che andava a scuola le nostre maestre ne faceva studiare la commovente anche questa ode a Venezia, sul ponte Sventola, bandiera bianca, che non è una canzone di Battiato, la poesia di Arnaldo Fusinato di Schio. E anche questo è interessante, perché tutta una serie di studiosi, dei docenti e dei baroni continua a insistere con questa storia della rivalità fra Venezia, chiamata la dominante, e la terraferma, eccetera, eccetera. Questa è un'ode a Venezia fatta da un vicentino, da uno scredense, ma se tutti i veneti che corre a Venezia per difendere la sua capitale. Trovo l'adesione della città e della provincia di Vicenza alla Repubblica Veneta, e anche qua si parla in prospettiva di una confederazione, e ripeto, siamo nel 1848. Nel 1859 trovo tre lettere, neanche una, tre lettere scritte dai due uomini più potenti dell'epoca, dalle due cancellerie più potenti, l'imperatore Napoleone III di Francia e all'imperatore Francesco Giuseppe d'Austria, col quale si dice, alla conclusione della cosiddetta seconda guerra di indipendenza, che aveva Safora il Veneto, e che quindi il Veneto già era ancora occupato dall'Austria, e che c'era la questione veneta sul tavolo di tutte le cancellerie d'Europa. Per tre volte in una lettera dice l'uno con l'altro l'ideale sarebbe assegnare al Veneto, lui dice alla Venezia, ma si parla di Veneto, lo status del Lussemburgo. Quindi questa già era l'ipotesi del 1859. Vi hace pensare cosa che sarebbe adesso il Veneto se avesse avuto lo status del Lussemburgo. Ecco, potremmo solo ipotizzare i famosi 21 miliardi di euro all'anno, come che sarebbe andata a finire. Arriviamo al 1866, sul plebiscito, casomai se vuoi facciamo un'altra serata, perché sennò facciamo proprio mattina sul plebiscito. Però questo è un altro aspetto importante che proprio in questa sede mi interessa toccare, perché in pratica 1866, terza guerra di indipendenza, che c'è sta asse Savoia-prussiana contro gli austriaci. L'Italia affronta la prima battaglia a Custoza il 24 giugno 1866 con una certa spocchia, perché è nettamente superiori sia come esercito che come mezzi, i viene naturalmente sconfitti, quello che succede quasi sempre, e è fortunato che la Prussia alleata dei Savoia sbaraglia completamente l'esercito austriaco a Sadova, arriva praticamente alle porte di Vienna, e a quel punto Vienna chiede l'armistizio. I Savoia dice noi altri rifiutiamo l'armistizio perché sentarsi a fare trattative dopo la sconfitta di Custoza non devono nessuna parte, e allora punta la rivincita sul mare. Anche qua io affronto con una certa sufficienza, con una grande rivalità fra le varie componenti della marina tricolore, con un incapace assoluto come Persano alla guida. Persano, per la verità, paga anche colpe non sue, perché quando pubblico sui miei lavori, che c'è relativamente a poco di mio, che c'è soprattutto testi e documenti, mi pubblico il processo a Persano, e soprattutto c'è molto interessante la ringa del suo avvocato, che sarà sì il suo avvocato, ma però dice delle cose che non viene contestate, nel senso che dice, vabbè, Persano già era un incapace, eccetera, eccetera, però demo che anche qualche attenuante, perché per esempio il dice, rivolto al Ministero della Guerra, guardate che mi mandai a fare la guerra, la battaglia a Lissa, e mi non voglio neanche una cartina del mare attorno a Lissa, e il Ministero che risponde, prova ad andare
al mercatino dei Puggi Ancona a vedere se te trovi qualcosa, e invece non gli ha trovato niente, quindi questo incapace finché vogliamo, ma però c'era anche, e allora che dice, manda una imbarcazione, adesso vediamo se trovo, comunque la così, ecco qua, ricorda ancora l'avvocato de Persano, che sottolinea come il comandante d'Amico, quindi oltre a non avere nessuna carta, manda il comandante d'Amico mandato a rilevare le posizioni dei forti, se ne torna con una pianta che risulterà totalmente sbagliata. E ora l'autore, che sarebbe me, scrive: sembra proprio di essere sul set di Scherzi a parte, perché di qua mi dà una cartina e va al mercatino dei Puggi, io trovo, e gli manda fuori uno che fa lo schizzo completamente sbagliato, eccetera, e affronta però con grande spocchia anche questa battaglia, convinti di trovare 4.000 montanari, e invece trova l'ossatura della Marina Veneta, perché fino al 1848, fino alla Repubblica Veneta che abbiamo visto prima, la denominazione ufficiale della Marina austriaca era Imperial Regia Veneta Marina, fino al 1848. L'Austria riconosceva almeno questa dimensione veneta della sua marina, parlava tutti veneto, e Tegetov, che era il grande protagonista di quella battaglia, e che era entrato nel collegio, collegio marino a Venezia, Italia, 12 anni, e se voleva farsi capire dai marinai veneti, istriani e dalmati, e doveva parlare veneto. E allora mi ho trovato, anche qua, una fonte assolutamente inattaccabile, perché mi vi dico anche, questo si trova su un articolo intitolato Chioggia da 1849-1866 appunti, che è apparso nella rassegna storica del Risorgimento, quindi anche qua credo una fonte assolutamente inattaccabile, casomai potrà essere contestata per essere un po' nazionali tricolori, sicuramente non pericolosi indipendentisti veneti, e trovo l'elenco di coloro che ciapa la medaglia d'oro, medaglia d'argento di prima classe, medaglia d'argento di seconda classe. Fra le medaglie d'argento di prima classe mi trovo un certo premiolato Paolo de Loreo, che tutti voi altri dove che sei. Trovo dopo sulla medaglie di seconda classe Ravagnan Gaetano di Donada, oltre a Giosotti scusate, prima trovo anche questo de Donada, Pregnolato Domenico di Contarina, Gallo Eugenio Paolo di Adria e altri. Qua ripropongo l'elenco di tutti coloro veneti che sta insigniti della medaglia d'oro dell'imperatore d'Austria. Io credo che nei confronti di questi veneti, che comunque gallottà strenuamente e valorosamente per difendere e per rispettare lo Stato, l'impero nel quale in quel momento si trovava a combattere, dovrebbe essere almeno un ricordo, una ricerca, una testimonianza e non l'oblio più assoluto, perché nei confronti di tutti questi veneti qua c'è l'oblio più assoluto. Ecco, questa era la battaglia di Lissa. Alla fine della battaglia i marinai, quando che la re d'Italia viene affondata, i butta per aria i berretti e dice viva San Marco, e il telegramma di Tegetov è emblematico di quella battaglia, perché c'era scritto: uomini di ferro su navi di legno hanno sconfitto uomini di legno su navi di ferro. Ecco, gli uomini di ferro su navi di legno in buona parte, non tutti, buona parte, c'era veneti, come che abbiamo visto, istriani e dalmati, quindi figli della Serenissima. Si arriva alla fine anche della terza guerra d'indipendenza, che è la scaramuccia di Bezzecca, che avviene
dipinta come una grande battaglia, invece è una scaramuccia che fondamentalmente, secondo gli amici trentini, sta più o meno, anzi i garibaldini che avevano molto più perdite degli austriaci, e che c'è una battuta di Napoleone III che è emblematica del contesto, però, perché è rivolto ai Savoia che alzava la voce pretendendo territori, pretendendo quasi di aver vinto dopo che si sta sconfitti sia per terra che per mare. Napoleone si gira verso il suo interlocutore e dice: un'altra sconfitta e questi mi chiederanno Parigi, perché questo già era il grande prestigio che aveva i Savoia nelle cancellerie europee. Comunque si arriva al plebiscito, l'Austria riconosce che sconfitti, che l'alleanza italo-prussiana è vincitrice grazie ai prussiani, e quindi si rifiuta di dare direttamente il Veneto ai Savoia. Questo è il momento centrale. Nel trattato di pace del 3 ottobre 1866 c'è praticamente un riconoscimento formale del diritto di autodeterminazione del popolo veneto, perché nel trattato di pace c'è scritto, e anche questo ripropongo fedelmente, nel senso che al massimo c'è qualche errore di trascrizione, ma c'è scritto fedelmente, anche qua aperte le virgolette, sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate. Non è che sia perfettamente bilingue, ma mi pare che questo passaggio qua nella lingua italiana sia chiarissimo: sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate. L'Austria che passa il Veneto alla Francia affinché, sotto riserva delle popolazioni debitamente consultate, e che venga a passare in Savoia. Ma questo è il triangolo da fare. Solo che il triangolo non viene fatto perché 2 giorni prima del plebiscito, convocato per il 21 e 22 ottobre 1866, il Veneto viene ceduto in una oscura camera dell'Hotel d'Europa lungo il Canal Grande dal generale Lebesgue, plenipotenziario francese, a 3 notabili scelti a caso dai Savoia. Quindi siamo il 19 ottobre, i Veneti va a votare il 21 e 22 ottobre, quando che tutto già sta deciso. Mi immagino che qualcuno dice: ma questo ha qualche documento, perché mi pare una tesi un po' ardita, che non sia fantasia di Ettore Beggiato. Allora, i documenti ne ho tanti, non posso tirarli fuori a tutti, però vi invito a fare una cosa solo semplicissima. Voi altri, quando andate a casa stasera o domani mattina, andate su Google e scrivi Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1866 su Google, che non si controlla da Ettore Beggiato e neanche non c'è un covo per pericolosi indipendentisti. Su Google trovate la riproduzione della Gazzetta del 19 ottobre 1866, col quale c'è lo scambio di telegrammi che dice: cessione della Venezia compiuta e felicitazioni, baci e bracci, eccetera eccetera. Comunque sulla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1866. Quindi ecco qua, noveleso. Comunque, per essere precisi, il dispaccio dice 19 ottobre 1866, ore 10:03 antimeridiane. La bandiera reale italiana sventola dalle antenne di Piazza San Marco, salutata dalle frenetiche grida della esultante popolazione. E questo. E il Presidente del Consiglio dice: il governo del re saluta Venezia esultante mentre la bandiera nazionale italiana sventola dalle antenne di Piazza San Marco, simbolo di Venezia restituita all'Italia, dell'Italia finalmente restituita a se stessa. Se qualcuno mi dice prima del 1866, quando che Venezia ha fatto parte d'Italia, che pagano un'ombra, perché quando che si dice restituita vuol dire che è già fatta parte. Vabbè, comunque questo è un particolare significato. Comunque, ripeto, la Gazzetta Ufficiale del Regno,
che sancisce la truffa del plebiscito, perché i veneti va a votare 2 giorni dopo, vi lascio perdere le condizioni che descrivo sul suo primo volumento del plebiscito, nel quale da votare con schede di colore diverso, eccetera, eccetera. Lasciamo perdere. Andiamo velocemente a qualche altro passaggio, ma molto molto velocemente. Un altro che riguarda molto da vicino la vostra provincia, il fenomeno della boie, che anche qua lo descrive come mantovano, come emiliano, invece c'è partito proprio dalla provincia di Rovigo. Ma torniamo sempre là, il discorso che diceva prima, perché se il Veneto viene sempre presentato come brutto, sporco, cattivo e retrogrado, e l'Emilia viene presentata come la patria delle libertà e del progresso, è logico che anche momenti così importanti come quello della boie finisce per essere etichettati come movimenti o emiliani o mantovani. Veneto assolutamente niente, quando invece studiosi assolutamente attendibili che dice che è partito proprio da qua, in particolare nella località di Pezzoli di Ceregnano, mi pare che si dice Seregnano, perché un po' di provincia devo girare anche me. E anche questo è un momento importantissimo, straordinario, che i veneti alza la testa. Qua scrivo, perché dedico un paio di paginette anche qua. Si sentono i contadini sortire con espressioni infami come questa: questo inverno giocheremo alle bocce con le teste dei signori. E ora scrivo uno sport che evidentemente all'epoca era diffuso, ecco una variante ancora più gustosa: con le teste degli italiani giocheremo le boree, bocce, e Vittorio Emanuele metteremo Parbain. Quindi non mi pare che proprio tutti fossero così entusiasti, ma manco questi che... Comunque la boia è un altro momento storico nel quale il Veneto dimostra di alzare la testa. Arriviamo alla prima guerra mondiale, anche qua combattuta in larghissima parte nel nostro territorio, perché bisogna che ringraziamo Casa Savoia anche di questo. Tra l'altro è anche interessante ricordare un altro aspetto: la prima guerra mondiale che si poteva benissimo essere evitata. Il Papa, l'allora Papa Benedetto XV, parlava di inutile strage su quello che ha fatto i generali italiani e savoiardi nei confronti della nostra gente. Bisogneria stare qua, dedicargli un'altra serata, perché c'è Gramsci che parla di cadornismo, cioè del massacro sistematico dei poveri soldati per le follie di questo personaggio che tra l'altro adesso campeggia sulle vie e sulle piazze delle nostre città. Comunque finisce la prima guerra mondiale, il Veneto si è distrutto, devastato, e Roma pensa di darne un contentin inventando il solito baraccon romano, e si inventa il Ministero per le Terre Liberate, con il quale mette dentro Trento, Trieste, e mette anche il Veneto, perché il Veneto sta in tantissime parti, basta che pensi al piano Asiago, il Montello e tante altre zone, tutta la zona lungo il Piave letteralmente devastata. Si rende subito conto i nostri veneti che si sta ancora una volta presi in giro, e allora trovo, e non siamo in un bar sport, con tutto rispetto per i frequentatori di bar sport, perché anche io sono uno di questi, ma se un presidente, se Luigi Luzzatti, un economista, uomo politico, già presidente del Consiglio dei Ministri italiano, quindi siamo al massimo, che sente il dovere di scrivere al suo successore Vittorio Emanuele Orlando il 7 febbraio 1919, è data questa lettera, e con il quale lo mette in guardia, perché secondo Luigi Luzzatti c'è il pericolo che in Italia potesse sorgere, aperte le virgolette, un'Irlanda veneta, mutando i paesi più patriottici e più sobri nel chiedere in ribelli della disperazione. Luzzatti
descrive, parla di Irlanda Veneta. Nel 1919 già era in corsa la rivoluzione irlandese, che ha portato proprio nel 19 alla nascita dell'Irlanda repubblicana, libera e indipendente. Quindi usa questo termine non a caso, credo. Ed è emblematico che dice, state attenti, perché i paesi più patriottici e più sobri nel chiedere, anche questa sottolineatura quasi interessante, perché i paesi purtroppo ancora più sobri nel chiedere sono ancora i nostri, in massa, perché i nostri amministratori hanno quel minimo di decenza che non hanno personaggi come il sindaco Marino o come tanti altri che continuano a chiedere vagonà dei milioni. No, i nostri purtroppo purtroppo, no, è un merito, con uno Stato serio e decente dovrebbe essere un merito che gli amministratori opera secondo la logica del buon padre di famiglia. Comunque dice i nostri amministratori, dice i più sobri nel chiedere, lui dice i più patriottici, adesso forse sia un pochettino manco patriottici, manco spero, però potrebbe diventare ribelli della disperazione. E guardate che è un'espressione veramente molto, molto importante, significativa, anche perché siamo ai massimi, siamo a livello del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sempre in quell'epoca lì, un altro parlamentare, Guido Bergamo, eletto nel collegio di Montebelluna. Dunque questo è eletto col Partito Repubblicano e la sua corrente già era mazziniana, quindi credo che più nazionalista dei repubblicani e dei mazziniani non lo fosse. Però una figura straordinaria, molto legata e molto amata dalla sua gente, e sentì cosa che dice e cosa che scrive, testuale anche questo, perché il libro di Guido Bergamo potete trovarlo adesso che c'è le biblioteche in rete, basta prendere il libro del Livio Vanzetto, L'anomalia laica, biografia e autobiografia di Mario e Guido Bergamo, e trovè questa biografia straordinaria di Guido e di Mario Bergamo. Beh, Guido Bergamo dice testualmente: il governo centrale di Roma, questo governo di filibustieri, di ladri e camorristi organizzati, non si accorgerà di noi se non ci decideremo a far da noi. Chiuse virgolette. E più avanti, ora basta, il problema veneto è così acuto che noi da oggi predicheremo la ribellione dei veneti. Cittadini, non paghiamo le tasse, non riconosciamo il governo centrale di Roma, cacciamo via i prefetti, tratteniamo l'ammontare delle imposte dirette nel Veneto. Ecco, questo è passato un secolo e questo è quello che diceva Guido Bergamo nelle campagne della provincia di Treviso. Ecco, vedi allora come dopo che saria Silvio Trentin, altra figura straordinaria, che scrive durante il suo periodo di esilio francese, Silvio Trentin nato a Saint-Donat, espressione della nostra terra, della nostra gente, scrive un manifesto che si chiama Libéré et Fédéré, liberare e federare. Scrive nel 1943 un progetto di Costituzione federalista, un altro figlio della nostra terra veneta. Dopo arriva il fascismo e quindi là purtroppo una serie di istanze viene calpestate e cancellate. Ed è interessante però, trovo subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, e questo è un volantino Mia Casa Go originale, dei gruppi dei partigiani che stampa sto volantino e si riunisce in un'associazione che si chiama San Marco per Forza. Cosa vogliamo? Primo punto, autonomia e indipendenza di tutte le terre di San Marco. Punto. 1946. Secondo, niente separatismi, già appena, quindi già fatiga. L'Italia è e deve restare unita, però ci facciamo promotori affinché si organizzi politicamente in una confederazione di repubbliche o regioni come per esempio la Svizzera. Qui c'è partigiani veneti che dice associazione San Marco per Forza. E ora vedi che, e chissà, ripeto, mica sono un modestissimo studioso, sono un modesto ragioniere che ha sempre lavorato nel settore dell'informatica, quindi quello che dico se mi trovo
così sforzandomi qualche sera, qualche notte, più di qualche, perché insomma qua ben mai che c'è 30 anni di ricerche e dei documenti che ho messo da parte. Ma chi che di mestiere lo fa 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno sto lavoro, quanto materiale e quante testimonianze che c'è di questo tipo che non viene valorizzato o che meglio ne viene tenuto conto, perché dopo c'è l'ese che grandi dotti ricercatori dice ma sta scoperta del Leone di San Marco è una scoperta recente perché era presente solo a Venezia e mie altre stupidaggini del genere. Che qua facciamo un passaggio in Rio, trovo nel 1921 che viene presentata in provincia di Treviso e in provincia di Venezia una lista che si chiama Leone di San Marco, 1921 alle politiche. E avanti. Brevissimamente, Goffredo Parise, intellettuale, giornalista molto apprezzato, nato a Vicenza, eccetera, eccetera, morto a Treviso nel 1986. Ancora nel 1982 scrive una pagina intera sul Corriere della Sera, la terza pagina che all'epoca già era la pagina culturale. Io mi ricordo ancora l'emozione che ho provato quando che l'ha goverta, e Goffredo Parise inizia il suo articolo in questa maniera qua: il Veneto è la mia patria, do alla parola patria lo stesso significato che si dava durante la prima guerra mondiale d'Italia, ma l'Italia non è la mia patria e sono profondamente convinto, eccetera, eccetera, eccetera. E dopo altri passaggi straordinari. Quando vedo scritto all'imbocco dei ponti sul Piave, fiume sacro della patria, mi commuovo, ma non perché penso all'Italia, bensì perché penso al Veneto. Ecco, questo è Goffredo Parise, 1982. Se potrei andare avanti ancora, Federico Bozzini, un sindacalista della CISL, che si rende conto da sinistra di quanto sbagliato e quanto profondamente ingiusta che è l'immagine che una certa storiografia plasma attorno al Veneto. Purtroppo anche questo muore giovanissimo nel 1999, però lascia degli scritti che veramente sono straordinari e che anche questi trovano una certa facilità nelle biblioteche. Altri due passaggi velocissimi, ma nel 1970 nasce le regioni a statuto ordinario, quindi le 15 regioni, le parte tutte dallo stesso piano, allo stesso livello. Prima che c'erano solo le regioni a statuto speciale, l'ultima sta la vicina Friuli Venezia Giulia nel 64, nel 70 parte tutti dallo stesso piano, dallo stesso livello politico, culturale, eccetera, eccetera. Cosa succede però? Succede che questa regione si dà tutto un proprio statuto. L'unica regione all'interno del quale nello statuto all'articolo 2, non all'articolo 131 o 248, se parla di popolo veneto, è lo statuto della nostra regione del Veneto. L'articolo 2 ancora oggi recita: l'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e alla tradizione della sua storia. Siamo nel 1970, mi credo che sia stata nell'illuminazione di San Marco, perché adesso è facile parlare di autogoverno e di popolo veneto, ma nel 1970 non parlava praticamente nessuno. Prova ne sia che il concetto di popolo non si è previsto in nessun altro statuto, a parte un brevissimo passaggio, ma in una maniera molto molto marginale, dello statuto della regione autonoma della Sardegna. Ma neanche la regione della provincia autonoma di Bolzano, che pure ha un trattato internazionale alle spalle, parla di popolo. Solo il nostro parla di popolo veneto. Ed è importante perché questo statuto viene ratificato dal Parlamento a Roma
con la legge numero 340 del 71. Quindi non so se volente o nolente, se che sia scappato, si genera in tutt'altre faccende affaccendate, come spesso capita quando chi vota, però c'è una legge italiana, del Parlamento italiano, che ratifica il concetto di popolo veneto. E questo mi pare assolutamente importante. Che c'è un altro aspetto assolutamente importante su quello statuto, siamo nel 1970, che mentre in tante altre regioni se a Capilia noi riesce a trovare un minimo comune denominatore del simbolo unitario, nel Veneto in 10 minuti dice il nostro simbolo è il Leone San Marco. Mi si è mai domandato, per esempio, quella che è la bandiera della vicina regione Lombardia, mi sono convinto che tantissimi non la conoscono. La bandiera della regione Lombardia non c'è davanti mesi e anni perché noi ci eravamo a trovare un momento unitario. D'altra parte il popolo lombardo non esiste, perché i storici parlano ancora adesso di Lombardia Veneta, Brescia e Bergamo, e di Lombardia spagnola e tutto il resto. E quindi mi trova un momento. Allora si inventa una commissione dei soliti studiosi, ricercatori, baroni universitari che ci costava un occhio della testa, un simbolo che è a rosa camuna, assolutamente insignificante, inconcludente, e che resta un simbolo. Ma tante altre, la regione Emilia Romagna, che bandiera ha, francamente non, e sì che sono uno che cerca di stare attento anche, ma francamente credo che ben pochi si ricorda. Ma tutto, se avevamo forse il Piemonte che ha il simbolo Sabaudo, gli amici friulani che ha l'Aquila e Aquilei, i 4 mori della Sardegna, ma che altre regioni per trovare che non esiste, nella stragrande maggioranza, la Sicilia che ha Trinacchia, d'accordo, ma che altre regioni che se invenzioni, no, non mi trovo un simbolo. Nel Veneto, che è sempre i soliti soloni, dice che non avevamo identità, che non avevamo storia comune, eccetera, eccetera, in 10 minuti troviamo un simbolo unitario, Leone San Marco, 10 minuti. 1970, finisco veramente con un ultimo momento, che può essere letto in maniera diversa. Nel 1997, a proposito di insorgenze, ripeto, c'è chi che lo legge in una maniera che dà una patente del folklore, c'è chi che invece come me dice che i Serenissimi fondamentalmente stanno 8 patrioti che hanno messo a repentaglio la sua vita per un atto d'amore nei confronti della nostra terra, della nostra storia, della nostra città veneta. Comunque sto riferendomi agli 8 Serenissimi che nel maggio del 1997 occupato il campanile di San Marco, e quello è un altro episodio che intanto capita solo in Veneto, perché il primato c'è sempre i veneti che alza la testa, ed è anche emblematico perché anche qua è il concetto identitario. Paolo Rumiz, che è un importante giornalista della Repubblica, è un importante scrittore, soprattutto i suoi libri sui viaggi molto intensi, una pena straordinaria. E ha il torto che lui si definisse il primo Garibaldini d'Italia, però è un Garibaldini intelligente, quindi onore e merito. E soprattutto è uno che, essendo triestino, certe robe le capisce. Tra l'altro, piccola parentesi, quando cosa è successo a città proprio il discorso del Tegetov, uomini di ferro su navi di legno, hanno sconfitto uomini di legno su navi di ferro, perché c'è stato Luca che ha fatto il pezzo sulla Repubblica, scusate se c'è poco, all'indomani del fattaccio che è successo all'isola del Giglio con la nave Costa Concordia, e che ha detto siamo sempre a uomini di legno, il comandante Schettino su nave di ferro. La storia purtroppo si ripete, il Cavolo del Coraglio a dare comunque da Triestino mitteleuropeo Garibaldi intelligente, nel suo libro La secessione leggera è costretto a scrivere, anzi costretto, merito suo,
aperte virgolette anche qua, così si continuò a non capire che cosa aveva spaventato lo Stato. Eppure la bandiera piantata sul campanile forniva già la risposta. Era un simbolo, il segreto stava lì, il simbolo di San Marco che ritornava e che ha fatto letteralmente perdere la testa allo Stato italiano, perché quella sera non c'era assolutamente necessario mostrare i muscoli, mandare giù GIS, NOx e fare tutto quello che si sta fatto. Non parliamo della magistratura, perché i Veneti sì, è stata l'unica volta che la giustizia italiana è stata rapida e profondamente ingiusta e gli ha fatto pagare in una maniera indecente i nostri fradei veneti. Ecco, che sarebbero tante altre cose da dire e da fare. E chiudo con un ultimo passaggio, questo più politico, perché recentemente c'è proprio il Consiglio regionale del Veneto, il 12 giugno 2014, primo Consiglio regionale di tutta Italia, che approva una legge, dopo c'è stata bocciata dal commissario prima del governo e dopo dalla Corte Costituzionale di questa Repubblica Democratica chiamata Italia. Però il Consiglio regionale del Veneto doveva approvare la legge numero 16 del 2014 per l'indizione di un referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto. Ancora una volta i veneti, che sono i primi che alzano la testa. Come che se sta i veneti, e chiudo veramente perché se no i riferimenti continuano a essere tanti, i primi a alzare la testa nel 1983, la prima regione a statuto ordinario che ha mandato 2 rappresentanti a Roma, è stato il Veneto con la Liga Veneta, che ha mandato un parlamentare e un senatore. La prima regione a statuto ordinario che riesce a mandare 2 rappresentanti autonomisti. Tutti gli altri arrivano dopo, mica c'era già nel 1983, quindi sono abbastanza vecchio anche, perché sono stato il primo dei non eletti, e se da lì che nasce dopo tutto il fenomeno delle leghe. Siamo noi altri veneti, c'era nel Consiglio federale dell'allora Liga Veneta, che nel 1983 presta 50 milioni di finanziamento pubblico all'allora giovane di belle speranze che si chiamava Umberto Bossi. Siamo stati noi altri che oltre a dare il supporto logistico, politico, culturale che dà questi 50 milioni che nel 1983 già era una bella sommetta per impiantare la sua bottega. E ancora una volta il Veneto che alza per primo la testa e che nel nome di San Marco porta avanti e traccia una strada che purtroppo dopo 30 anni si sperava che portasse qualche risultato di più. Comunque la parentesi è ancora aperta e speriamo di essere sufficientemente forti, sufficientemente giovani per vedere quanto prima dei risultati dell'impegno di tanta brava gente che ha veramente lottato, che si è sacrificata per portare avanti questa battaglia. Mi sono stanca, ma a lungo, perché se le 10:30 passate. Vi ringrazio veramente per la vostra attenzione e viva San Marco! Io ringrazio Ettore Beggiato per la nuova luce che ha gettato sul nostro passato e si fonde con la nostra storia anche in certi versi descrive anche il presente e quindi questo porta almeno a noi che ci crediamo linfa vitale per andare avanti e continuare in questo messaggio, soprattutto quello di diffondere queste notizie, perché faccio fatica, sono abituato a studiare, ormai sono anni che studio anch'io, non storia, ma è talmente densa di episodi la storia nostra che è veramente faticoso da studiare, per cui meriterebbe di essere insegnata già dalle scuole elementari, almeno i principi. Non vogliamo mica arrivare a diventare tutti rivoluzionari, ma quello di arrivare ad essere consapevoli che siamo un popolo, abbiamo delle origini che vanno studiate, vanno recuperate e non dimenticate. Poi una cosa che mi veniva in mente, che io adesso grazie a YouTube o anche altre
altre cose in rete, si riesce a vedere che ci sono altri popoli al sud che sono simili, cioè hanno le loro usanze, hanno le loro identità, ma però anche loro sono molto arrabbiati con l'unità, cioè con chi ha portato l'unità d'Italia. Voi andate, io scaricando un po' di materiale mi sono trovato dei filmati sui briganti. Chi erano i briganti? Cioè erano delle persone che volevano la libertà, che si sono visti, per esempio, gli hanno regalato la terra e il giorno dopo, neanche aspettato di avere il raccolto, gli hanno chiesto le tasse, questi qua, e quindi gliel'hanno requisita, cioè è una truffa assurda che sembra impossibile. Noi abbiamo anche la fortuna di avere adesso un nuovo film che non ha avuto successo, cioè meriterebbe una distribuzione a scala diciamo nazionale, Il Leone di Vetro, che io cito ogni volta, che merita perché parla proprio di questi eventi, di una piccola finestra che fa vedere come noi diciamo eravamo e come purtroppo siamo stati ingannati.